Dialetto basso garfagnino di Elio di Molazzana, provincia di Lucca. Allora c'era da rattoppare, mettere una toppa sotto per l'altra, e lavarli la sera per mettersela la mattina. E ora è cambiata la vita, ora è differente, non è più così. Io andavo a letto, lavavo i pantaloni a miei figlioli, le camicie, per rimetterla facevo asciugare al fuoco, mettevo là le legne, facevo un bel fuoco, le facevo asciugare al camino e la mattina le facevo rimettere. E poi c'era da stare una giornata sempre a rattoppare, mettere una toppa sopra l'altra, perché non era come oggi. Oggi si vive diverso, si vive meglio. C'è meno povertà, c'è meno... Non si poteva, perché allora mancava il soldo. Mio marito, lui lavorava nelle gallerie, e sicché, ecco, ci si viveva tutti con quello che guadagnava lui. E allora era misera la cosa, non era come ora, che ora guadagnino, lavorino, invece allora si lavorava, ma si guadagnava poco, mangiarci n'era poco, e la famiglia era grossa, e intanto si rimaneva dietro con tante cose, e si tirava là là, con questa polenta, con questi neci, con queste frittelle, un po' di castagnaccio, questo cacio, pezzetto di maiale,